Amici ed amiche, se volete farvi 4 risatine, guardate questo video per intero e non dimenticate di iscrivervi alla bellissima pagina Napoli è sempre bella. Buon divertimento! Lo sapete che differenza c'è tra un paranoico, un depresso e uno psichiatra? Il paranoico costruisce castelli in aria, il depresso li distrugge e un psichiatra si piglia la fitta. Non tutti sanno che l'ultima volta che si è infortunato Higuain era talmente chiatto che l'ambulanza può portare all'ospedale aveva fatto 2 viaggi. Lo sapete qual è la differenza tra un fidanzato e un marito? Minimo 15 kg panz. Lo sapete che Giuseppe Cruciani, talmente che non si lava mai, si ha i braccia ten ancora la placenta. Lo sapete qual è la differenza tra la Juventus e la cacca? Nessuna, fanno schifo tutte e 2. Un uomo di successo è colui che guadagna più di quanto sua moglie possa spendere. Una donna di successo è quella che trova stuzzruzza. Lo sapete che differenza c'è tra il primo amore e una chitarra? Il primo amore non si scorda mai. La chitarra, come tocca uno struzzo che non sa suonare, si scorda. Se una donna vi dice 5 minuti e scendo, vuol dire che tra 5 minuti scenderà. È inutile che suonato il citofono ogni mezz'ora. Lo sapete che differenza c'è tra una Fiat e un cane guida? Nessuna, perché sia Fiat con cane guida, perché toglie di essere cercata. Ho avuto 2 mogli e con tutte e 2 sono stato molto sfortunato. La prima moglie mi ha lasciato, la seconda, troppo 30 anni, stiamo ancora insieme. Lo sapete qual è la differenza tra un albero di Natale e un prete? Nessuna. Tutte e 2 tengono in palla solo per bellezza. I miei genitori si sono sposati negli anni 60. I matrimoni di quei tempi funzionavano perché si parlava a turno. Infatti, fra 10 anni e 9 mesi tocca a papà. Lo sapete che differenza c'è tra un fagiolo e un fagiano? Il fagiano prima si spara e poi si mangia. O fasullo prima si mangia e poi si spara. Hanno inventato il caffè senza la caffeina, la birra senza l'alcol, le caramelle senza zucchero. Chissà quale giorno faranno la parmigiana senza il Murignana. Lo sapete qual è la differenza tra un incidente e una tragedia? Che se un juventino cade dal 4º piano è un incidente, ma se si salva è una tragedia. Un amico mio è così pigro, ma così pigro che quando si è sposato si è pigliata una femmina che già era incinta. Amici, se questo video vi è piaciuto mettete mi piace e condividetelo con i vostri amici per farvi una bella panzerata.